Sensi unici per i pedoni in centro a Treviso, la misura al vaglio del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza stamane in prefettura dopo gli assembramenti dello scorso fine settimana. Per il Veneto il nuovo DPCM è un semi-lockdown, così Luca Zaia che insiste sulla necessità di garantire i ricongiungimenti familiari a Natale e assicurare le stesse opportunità ai piccoli comuni come alle metropoli. E di nuovo DPCM che vieta gli spostamenti tra comuni nei giorni delle festività, mette in ginocchio i ristoranti aperti a pranzo ma solo per chi abita nel comune, è la mazzata finale. Il tema delle aperture invernali dello sci ha forti ripercussioni sul trevigiano, in particolare sulle aziende dello sport system, garantire ristori alla filiera, il messaggio delle aziende. Anche Bebe Vio tra i multati dopo essere stata trovata alle 8 di sera in un bar del centro a Mogliano. Ho sbagliato ma non ho ucciso nessuno, ha detto la campionessa paralimpica. Maxi sequestro di pellet da parte della Guardia di Finanza di Treviso, i carichi intercettati su auto articolati fermati ai caselli autostradali di Meolo, Roncade e Mogliano. Da domani pomeriggio previste forti precipitazioni che interesseranno soprattutto l'area montana e pedemontana. La Protezione Civile decreta l'allerta arancione fino a domenica sera. E ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano il bollettino dei contagi diffuso poco fa dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Sono 1636 nuovi casi questa sera che vanno a sommarsi ai 1952 positivi di stamattina, facendo salire a 3588 il numero dei contagi delle ultime 24 ore, a oltre 71.000 i positivi in totali in Veneto. Sale purtroppo anche a 4.041 il numero dei morti questa sera, con 59 nuovi decessi nella giornata di oggi. Per quanto riguarda la Marca trevigiana, il totale dei nuovi positivi di oggi è 794, 6 i decessi che si sono verificati negli ospedali e nelle RSA, mentre i pazienti in terapia intensiva attualmente sono 39. Per quanto riguarda appunto le persone che hanno perso la vita in provincia di Treviso, riferisce in una nota l'azienda ULS 2 della Marca, si tratta di persone di età compresa tra i 67 e di 95 anni. E convocazione questa mattina in prefettura del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza per discutere dei provvedimenti da prendere dopo gli assembramenti che si sono verificati nello scorso fine settimana. Presente anche il sindaco di Treviso ed il comandante della Polizia Municipale per definire quali strade e quali piazze dovranno avere dei percorsi obbligati. Si è ipotizzato, e questo verrà valutato dagli uffici comunali, se adottare in alcuni momenti, ad esempio, non il blocco di nessuna strada, ma per esempio una disciplina, diciamo, degli accessi e dei percorsi. Percorsi obbligati contro gli assembramenti nelle vie principali di Treviso. A richiederlo il prefetto, che per questo ha convocato il sindaco Conte e il comandante della Polizia Municipale Gallo al Comitato Sicurezza riunito questa mattina in prefettura. Se in un certo momento una strada o una piazza diventa visibilmente troppo piena, si mette, per dire, il nastro e si dice ecco, non puoi tornare indietro ma devi uscire facendo un altro percorso. Sorvegliato speciale il Calmaggiore a Treviso, ma anche il centro di Castelfranco. Altro punto dolente riguarda la permanenza nei locali sui plateatici. Un appello ai cittadini: si può prendere il caffè, ma una volta che si prende il caffè ci si alza e si va via e ci si rimette la mascherina. Per il sindaco serve maggiore consapevolezza. Io non credo che servano restrizioni particolari. Maggiore attenzione la devono fare i titolari degli ambienti, dei bar, dei locali, perché nei plateatici si manifestano delle situazioni che possono risultare pericolose, però credo che con il buon senso e con un po' di attenzione si possa risolvere tutto. Pronto però, se dovessero ripetersi assembramenti, a decisioni anche drastiche. Eventualmente anche a attuare i sensi unici piuttosto che la chiusura di strade e piazze. Altro tema caldo, l'incarico alle prefetture di gestire il trasporto degli studenti con il ritorno in classe. Già la prossima settimana saranno convocati in prefettura il presidente Mom Colladon e la dirigente scolastica Sardella per concretizzare la soluzione pensata dal prefetto. Quantomeno uno sfalsamento delle entrate e quindi delle uscite dei ragazzi in alcuni plessi. Dovremo valutare dove ci sono questi problemi.
Per il Veneto il nuovo DPCM è un semi-lockdown e rischia di creare una guerra tra poveri. Il governatore Zaia ha già inviato le sue osservazioni sulla necessità di garantire i ricongiungimenti familiari a Natale e assicurare le stesse opportunità ai piccoli comuni come alle metropoli. Questa sera alle 20:30 la conferenza stampa del Premier Conte, ma il DPCM è stato illustrato alle regioni. Oggi su questo appunto ha parlato il presidente Zaia. Sentiamo. Il ricongiungimento familiare il giorno di Natale, non vi cito neanche l'ultimo dell'anno, parlo del giorno di Natale, lo trovo che non cambia il corso della storia del coronavirus. Un decreto a cui mancano due cose, la coerenza e l'umanità. Un DPCM che il presidente Zaia oggi ha duramente contestato, mettendo nero su bianco tutte le osservazioni che lo stesso Veneto farà a Roma, nella speranza di essere ascoltato. I parenti residenti in comuni diversi non potranno vedersi nei giorni di 25 e 26 dicembre e 1 gennaio. Ci sono mille altre soluzioni per pensare di evitare gli spostamenti, magari giustificando coloro che hanno il ricongiungimento familiare, che è la cosa più dimostrabile che ci sia. I confini comunali sono chiusi negli stessi giorni, creando una disparità che Zaia ipotizza essere addirittura incostituzionale tra le grandi metropoli e i piccoli comuni di periferia. Nei nostri comuni tu di fatto vivi in regime di semi-lockdown, cioè non ti sposti più, cioè nei nostri comuni in quei giorni vivi l'effetto della zona rossa, anche se sei in zona gialla. Così creano conflitto sociale, creano guerra tra poveri, perché sarà inevitabile che poi ci saranno dei cittadini di serie A e di serie B. Un decreto incoerente dal punto di vista epidemiologico. Le osservazioni fatte sugli spostamenti sono, ribadisce Zaia, di sanità pubblica. La bozza è arrivata nella notte. Le osservazioni sono già state inviate, ma sono poche le speranze che il governo rimoduli il DPCM ascoltando le regioni. Zaia oggi ha parlato di procedura ormai diventata solo un cerimoniale di corte. Se chi lo scrive, quel sentite le ragioni, lo interpreta come dopo te che io mandi, che torna in Rio e lo pubblichiamo, le ragioni sono sentite, ma per modo di dire. Ma quello che conta sono i dati, le singole storie personali, quelle dei ristoratori, a cui probabilmente a queste condizioni potrebbe non convenire nemmeno tenere aperto, eppure per loro non c'è traccia di ristori. Qui non c'è traccia di ristori, E poi un passaggio anche sul ruolo dei prefetti chiamati dal governo oggi a gestire il trasporto pubblico locale con l'apertura al 7 gennaio delle scuole. Non puoi, come si può dire, esautorare competenze regionali, perché bisogna puntare all'equa divisione del malessere. E albergatori beffati con il nuovo DPCM secondo la Confturismo del Veneto, mentre per Coldiretti il nuovo decreto colpisce mortalmente le aziende agricole e gli agriturismi del Veneto. Frustrazione tantissima, rabbia tanta, miseria che corre, perché chiaramente non aprendo gli alberghi il personale non si fa un mese intero di stagione. Più letale del virus Covid-19 c'è solo la gestione mediatica dell'emergenza. A contestare il decreto che vieta gli spostamenti sono gli albergatori, costretti a rimanere per giorni appeso d'un filo, ma con la necessità di programmare un'attività che non è soltanto gestione dei dipendenti. Riscaldare un albergo in montagna un mese per non lavorare, i miei colleghi della montagna in questo momento stanno seriamente pensando, ma la stragrande maggioranza, di aprire col 7 o il 10 gennaio. E sono loro, proprio gli albergatori, una delle poche categorie cui il precedente lockdown aveva concesso di tenere aperto, azzerando però di fatto la possibilità di avere dei clienti. In questo caso furono le banche a chiudere i rubinetti del credito perché lo Stato non si era accollato garanzie sui mutui al 100%. Dateci una garanzia statale su finanziamenti a 20 anni, mutui sostanzialmente a 20 anni, a un basso tasso di interesse e ci arrangiamo noi. Il decreto che vieta gli spostamenti tra comuni e regioni impedisce ai ristoranti e negli alberghi di offrire un cenone e rende inevitabile per molti la chiusura durante queste feste natalizie. Una decisione, come fa sapere anche Coldiretti, che mette KO le strutture agrituristiche che sono nella Marca, sono 250. Un DPCM che, come si legge nel comunicato, colpisce mortalmente queste aziende. Cosa tengo l'albergo aperto a fare? Lo tengo aperto, me lo lasci tenere aperto semplicemente per non infilarmi nella lista di quelli che riceveranno i ristori.
E dagli alberghi ai ristoranti, ma tra pochissimo, linea alla regia, ora per la pubblicità, tra poco. Rieccoci nuovamente in diretta con il telegiornale di Treviso. Tra le limitazioni previste dal nuovo DPCM il divieto di lasciare il proprio comune a Natale e Capodanno, una decisione che sta facendo infuriare i ristoratori anche della Marca. Dietro il mio punto di vista sono pagliacciate, perché dovrebbero tenere aperto normalmente, naturalmente sempre con tutti i criteri e con i controlli. Sono un po' incazzata perché se lasciavano come adesso, perché amore in comune, ma siamo tanti ristoratori e poi nessuno è profeta in patria. Io ho gente da fuori, ho già delle prenotazioni. Vorrà dire che daremo da mangiare solo ai trevisani e dentro il comune di Treviso. Voci emblematiche di come i nostri ristoratori vivono i nuovi provvedimenti del governo e le limitazioni per le festività, in particolare il divieto di lasciare il proprio comune per Natale e Capodanno, che di fatto azzera le presenze nei locali dei piccoli paesi e che riflette come chi vive in metropoli come Roma o Milano non abbiano tenuto conto che la maggioranza dei territori comunali in tutta Italia è di tutt'altra vastità. Sembra che questo virus abbia gli orari. Non puoi, io non voglio dire di fare come l'anno scorso, di fare la metà, ma fammi lavorare. Abbiamo ragazzi che lavorano, abbiamo dipendenti, dobbiamo pagarli. Oltretutto non più di 4 per tavolo, una famiglia che vuole trovarsi in 8-10, come fanno a venire? Non possono, o fai 2 tavole staccate 4 più 4, sì, ma capisci bene, penso che lo capiscono tutti quanti, che il Natale staccati coi nipoti, il nonno e madre, padre e figlio, è un'assurdità. Alla fine con rassegnazione si cerca di vedere ancora una volta il bicchiere mezzo pieno. Insomma, sono 2 giorni, pensavamo che non ci facessero aprire e invece siamo aperti e va bene così. E tra i vari controlli c'è anche una multa che ha fatto rumore, quella che i carabinieri hanno staccato nei confronti della campionessa Bebe Vio, trovata alle 8 di sera in un bar del centro a Mogliano, con lei anche altre persone. Ho sbagliato ma non ho ucciso nessuno, ha detto la campionessa, resta comunque un nostro orgoglio, dice il sindaco. Capita a tutti di sbagliare, ha commesso un peccato veniale. So che Bebe saprà rimediare, rimane comunque un esempio per tutti noi, un orgoglio moglianese. Così il sindaco di Mogliano, Davide Bortolato, parla di quanto successo alla sua concittadina più illustre, quella Bebe Vio, multata qualche sera fa per essere stata trovata all'interno di un bar del centro alle 8 di sera, 2 ore dopo il limite di orario consentito dalla legge. Una storia di ordinaria trasgressione divenuta presto virale e nazionale. Del resto le imprese di Bebe hanno sempre fatto il giro del mondo, quasi 1 milione i suoi follower sui social. Ho sbagliato, ha ammesso Bebe nel pomeriggio all'Ansa, raccontando di essersi trattenuta nel locale per chiacchierare con la cameriera, amica d'infanzia che non vedeva da tempo. All'Ansa ha anche detto di aver sempre tenuto addosso la mascherina e di aver mantenuto i distanziamenti. Con lei anche il padre Ruggero, multato a sua volta con una sanzione da 400 euro. Mi sta cercando il mondo intero, tutto questo risalto, ma non ho ucciso nessuno, ha detto ancora Bebe. Una storia emblematica che fa lanciare al primo cittadino un appello. Il momento è difficile per le attività produttive, per i gestori dei locali, ma dobbiamo tenere duro, purtroppo vediamo la luce all'orizzonte, ma questo è il momento forse più importante dove assolutamente bisogna continuare a rispettare le regole e le regole sono uguali per tutti. Anche la sindaca di Monastier, Paola Moro, è positiva al Covid, a dare la notizia alla stessa prima cittadina con un post su Facebook. Ho un po' di febbre, un po' di mal di testa e qualche colpo di tosse come una lieve influenza, scrive Paola Moro. Provo fastidio per essere contagiata malgrado tutte le precauzioni prese. Ecco, continua il sindaco, questo è il Covid subdolo, appiccicoso, insidioso. Il municipio verrà sanificato e chi ha lavorato con me, prosegue Paola Moro, seppur con la mascherina e distanziamento, farà il tampone. Prima la sicurezza, dicono i sindacati trevigiani, guardando al DPCM di Natale tutti sono preoccupati, però per il 2021 sarà emergenza sociale, da qui l'accordo siglato oggi in comune a Treviso.
Io penso che noi dobbiamo guardare con attenzione a non riempire gli ospedali a scapito di qualche ristorante che, se magari non fa fatturato, dovrà per forza di cose avere ristoro, e casomai facciamo in modo che ci siano dei ristori che non riguardano solo i ristoranti e le altre attività. Si sta dimenticando i lavoratori, in particolar modo quei lavoratori che hanno avuto cassa integrazione e che non avranno la 13ª. Prima la salute e il lavoro, queste le priorità di Natale dei sindacati trevigiani, che si appellano alla massima responsabilità di imprese, lavoratori e famiglie. L'idea di non potersi riunire in famiglia è un peso, però noi riteniamo che anche il segnale dato dalla stessa Conferenza Episcopale Italiana, che anticiperà la messa di mezzanotte, vada nel solco della coesione e della responsabilità. Sindacati che in mattinata hanno siglato con il Comune di Treviso l'atteso accordo sulla contrattazione sociale, disegnando gli interventi a sostegno delle fasce più deboli per il 2021, anno che si preannuncia difficile sotto molteplici punti di vista. Ripercussioni sociali sicuramente ci saranno, perché quello che ha creato questa epidemia sembra di essere usciti da una guerra, questa è la realtà di fatto. Sulla base dell'accordo sottoscritto non sarà aumentata l'aliquota accorpata di IMU e Tasi, rimarrà pure l'esenzione dell'addizionale IRPEF fino ai 15.000 euro. Sul fronte del commercio si preannunciano misure a favore dei negozi di prossimità. Quindi c'è la necessità di rendere evidente che la crisi la stanno subendo tutti, non c'è chi la subisce di più e chi la subisce di meno. Il tema delle aperture invernali e dello sci ha forti ripercussioni sul Trevigiano, in particolare per le aziende dello Sport System. Garantire i ristori a tutta la filiera è il messaggio delle aziende. Noi quindi come Assosport, l'associazione che rappresenta i produttori di articoli sportivi italiani, chiediamo con fermezza al governo di essere considerati nel piano di ristori e quindi che questi piani tengano conto anche delle aziende di articoli sportivi. È una richiesta forte e chiara quella della presidente di Assosport, Anna Ferrino, che arriva quando ormai c'è la certezza di una stagione invernale a metà, comunque compromessa. Dietro agli impianti di risalita fermi, agli alberghi a scartamento minimo, c'è un indotto manifatturiero che parla veneto, in particolare trevigiano, dallo scarpone da sci all'abbigliamento. La filiera principale italiana è appunto nel Veneto, e quindi l'impatto sulla regione Veneto può essere sicuramente più importante che in altre regioni. Una filiera quindi con migliaia di addetti che non si ferma alla montagna e riguarda un comparto campione dell'export. Anche per questo Ferrino chiama in causa l'Europa, dove Assosport partecipa al tavolo della FESI, la Federazione Europea dello Sport System. Una delle cose che proprio è mancata nella gestione dell'emergenza Covid è il coordinamento a livello europeo, e questo sia in termini appunto di filiere di sport o commerciali, ma anche in termini di sanità o di misure che siano bene o male equivalenti fra i vari paesi. Ora è ufficiale, il trevigiano Giorgio Paluo, piterigino di nascita ma residente ad Ormelle, il nuovo presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco. La conferenza delle regioni, dopo le dimissioni di Domenico Mantoan, divenuto direttore di Agenas, ha proposto il nome dell'ex professore ordinario di microbiologia e virologia al ministro della Salute Speranza. La nomina è stata ratificata in conferenza Stato-Regioni. Paluo, 70 anni, è stato professore ordinario di microbiologia e virologia e direttore di medicina molecolare dell'Università di Padova ed è stato fino a pochi mesi fa anche presidente della Società Europea di Virologia. Ed ora cambiamo argomento, parliamo di una nuova ondata di maltempo che è attesa sulla nostra regione, una fase di intenso maltempo su tutto il Veneto nel fine settimana con precipitazioni estese, persistenti e venti forti dai quadranti meridionali. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha emesso un avviso di preallarme, allerta arancione dalle 14 di domani venerdì fino alla mezzanotte di domenica per criticità idrogeologica e idraulica nei bacini dell'Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Benta, Bacchiglione e Livenza. Oggi si è riunita la unità di crisi presieduta dall'assessore Bottaccin. Sono state valutate, dice Bottaccin, le condizioni di maggior criticità che si prevedono nel fine settimana, con abbondanti nevicate e conseguente rischio valanghe in montagna e punte di 300 mm d'acqua dove pioverà. In particolare nell'area pedemontana sono attese forti piogge con rischi per la tenuta idrogeologica, previsti anche fenomeni ventosi di scirocco in montagna e sul litorale con alta marea.
La cronaca, ora maxi sequestro di pellet da parte della Guardia di Finanza di Treviso, i carichi intercettati su auto articolati fermati ai caselli autostradali di Meolo e Mogliano. 117 tonnellate di pellet contraffatto, falsamente certificato, pronto per essere bruciato nelle stufe di migliaia di case tra le province di Padova, Roma, Frosinone, Pescara e Campobasso. Ad intercettare il traffico la Guardia di Finanza di Treviso, che ha denunciato 19 persone tra titolari delle ditte coinvolte e trasportatori accusati di introduzione nello Stato di prodotti contraffatti, frode in commercio, apposizione di segni industriali mendaci e ricettazione. Il pellet, proveniente da paesi dell'est Europa, era confezionato in sacchi da 15 kg, pronti per essere consegnati ai rivenditori, ai quali era stato presentato come prodotto certificato con il marchio internazionale EN+, sinonimo di alta qualità. Il marchio però, come è stato appurato grazie anche all'ausilio dell'associazione che ha la licenza dello stesso, riportava il contrassegno di qualità contraffatto scaduto. I sacchi di pellet sono stati sequestrati, così come gli auto articolati che li trasportavano, bloccati dai finanzieri ai caselli autostradali di Meolo Roncade e Mogliano. Una canzone contro il bullismo ed un video nel quale una giovane racconta la sua lotta contro l'anoressia. Vediamo. Dicono di essere se stessi, ma quando poi ci riesci, ridono di te. Ridono è il titolo della canzone scritta e interpretata da Emanuele Conte, giovane musicista di Povegliano, che ha raccontato attraverso la musica e le parole il bullismo e l'anoressia con un obiettivo preciso. Una proposta che faccio ai ragazzi che in qualche modo si sentono anche vittima di questo, cioè di scegliere bene le persone con cui stare, le persone che non ti giudicano per quello che sei, ma che ti vogliono bene perché sei tu. Protagonisti della canzone Massimo, interpretato da Francesco Califano di Treviso, e Jessica, malata di anoressia, che ha il volto di Anna Berti di Mogliano, che da 4 anni combatte contro questo disturbo alimentare che, racconta, molti pensano essere solo una perdita di peso e invece c'è molto altro. Si perdono anche i capelli, si ha tantissimo freddo. Fisico e mente che piano piano diventano sempre più deboli. Mi svegliavo di nuovo, non vedevo l'ora che fosse finita la giornata, perché non hai più voglia di vivere. Anna ricorda i 5 mesi trascorsi in una comunità per curare quella che dopo molto tempo ha avuto il coraggio di guardare in faccia e chiamare malattia. Ripensa ai suoi 16 anni festeggiati nella stanza dell'ospedale e poi alle telefonate ai genitori, il ricordo più difficile da riportare alla memoria. Erano le uniche persone a cui potevo sputare fuori tutto il male che avevo, e una volta messo giù il telefono ti penti di aver chiamato, perché dici potevo risparmiare questo dispiacere. Anna ha raggiunto i 41 kg di peso, ha sofferto ma ha saputo rialzarsi e affrontare una lotta che adesso sta vincendo. Ho iniziato scuola, lavoro, quindi sono contenta, si può fare, sì. Basta, ormai non mi interessa, ascolta la mia voce. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Emergenza coronavirus, il sindaco di Longarone ieri sera ha comunicato la chiusura dell'istituto comprensivo elementari e medie fino al prossimo 12 dicembre. Ci sono timori fondati purtroppo nei numeri, soprattutto alla scuola media, ma qualcuno anche all'elementare e anche all'infanzia. La decisione di chiudere l'istituto comprensivo di Longarone era nell'aria e puntualmente arrivata ieri sera la comunicazione ufficiale assunta dal primo cittadino d'intesa con il dirigente della struttura scolastica. Scuola chiusa fino al 12 dicembre prossimo per contenere il contagio che continua a diffondersi nel territorio comunale. Siamo convinti di aver fatto questa scelta che vuole tutelare i bambini, i ragazzi, i genitori, ma anche gli insegnanti e anche tutto il corpo che lavora nelle scuole. Penso che sia una scelta sofferta. Una scelta sofferta, ripete Padrin, consapevole del disagio arrecato alle famiglie, che si protrarrà per 5 giorni complessivi, considerata la sospensione delle lezioni per la festa dell'Immacolata. Resta per le famiglie la possibilità di ricorrere al congedo parentale. Mi auguro che anche i datori di lavoro possano essere un po' elastici in questo periodo e possano comprendere le difficoltà di alcuni genitori che magari non hanno i nonni di poter tenere i bambini. Una situazione di emergenza che deve essere affrontata con l'obiettivo principale di tutelare la salute collettiva. A Longarone attualmente sono 84 le persone positive e 39 quelle in isolamento fiduciario. L'auspicio del sindaco è che tutti possano superare questo momento difficile per poter trascorrere il Natale insieme e in salute.
Vigilia di Santa Barbara, una ricorrenza che coincide con il trasloco dei pompieri bellunesi dalla vecchia sede in via Coldilana alla nuova ex caserma Toico. È stato un anno complicato per una nuova vita che non era mai stata vissuta prima, ma che non ha mai interrotto il servizio dei Vigili del Fuoco pur tra le difficoltà incontrate in caserma e nei rapporti sociali distanziati nel privato. È il comandante reggente dei Vigili del Fuoco della provincia di Belluno a introdurre così la ricorrenza della patrona Santa Barbara alla vigilia del trasferimento definitivo della caserma dalla storica sede in via Coldilana a quella nuova in via Coldaren. Il trasloco è in corso e l'entusiasmo non manca. Le statistiche evidenziano una molteplicità di interventi, tra i quali spiccano quelli che rientrano nel campo della protezione civile: incendi, frane, avversità causate da eventi meteorologici violenti. In un anno 4.351 servizi conclusi con successo. Ma, avverte Loris Munaro, dobbiamo trovare il coraggio di chiedere di diventare sempre più protagonisti di un maturo sistema di protezione civile che sa essere struttura operativa, che deve sempre informare e rendere consapevoli dei rischi che i cittadini corrono. Informazione e formazione che continuano ad essere il fulcro dell'attività dei Vigili del Fuoco di Belluno, anche quest'anno presente al master universitario di primo livello, unico in Italia, in prevenzione ed emergenza in territorio montano ed alta quota, organizzato dall'Università di Padova con il concorso dell'ULS 1, del SUEM 118 e del Soccorso Alpino. Tra poco più di una settimana a Belluno è il cambio della guardia. La guida del comando provinciale dei Vigili del Fuoco passerà dal reggente Loris Munaro a Antonio Del Gallo, nominato dal Dipartimento a inizio dello scorso novembre. E continuiamo a parlare di Vigili del Fuoco con il tradizionale presepe inaugurato ieri presso la sede del comando di Treviso. La natività ambientata in un tipico borgo del Veneto è il presepe dei Vigili del Fuoco di Treviso, inaugurato in vista delle celebrazioni per la patrona del corpo, Santa Barbara. Niente pubblico né bimbi all'inaugurazione, ma una diretta streaming imposta dall'emergenza Covid. Anche quest'anno non poteva mancare l'intervento dei pompieri, rappresentati mentre sono impegnati a domare le fiamme in un'abitazione vicina a quella che accoglie la natività. Nel rispetto delle norme anticontagio, il presepe dei Vigili del Fuoco potrà essere visitato nelle domeniche 6, 13, 20 e 27 dicembre dalle 15 alle 18 in gruppi di 4 persone, e sono tante le richieste pervenute al comando, che ha quindi aggiunto anche la possibilità di visita il 3 e il 6 gennaio. E da domani cominceremo a mandare in onda anche le rappresentazioni delle vostre natività, quelle che voi ci potrete mandare al numero che vedete in sovraimpressione. Ovviamente il Covid quest'anno ci impedisce di venire nelle vostre case, sarete quindi voi a trasformarvi in speciali reporter, inviando quindi le immagini della vostra natività con una descrizione del vostro presepe. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Come sempre in chiusura un'occhiata alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Benvenuti al meteo. Nuova fase di maltempo al nord-est per l'arrivo di una perturbazione dal nord Atlantico. Vediamo il dettaglio di venerdì 4 dicembre. Sul Veneto qualche pausa maggiormente asciutta al mattino, tempo progressivamente perturbato a partire dalla seconda parte della giornata, con cielo molto nuvoloso e con precipitazioni via via più diffuse, localmente anche moderate. Sulle zone montane e pedemontane limite della neve intorno ai 400-500 metri in successivo rialzo. Vento di scirocco a tratti anche forte. Vediamo anche le temperature minime tra 1 e 2 gradi, valori massimi invece in aumento compresi tra gli 8 e i 12 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui vedete lo stesso scenario con molte nubi e con rovesci più diffusi e intensi entro pomeriggio sera, fenomeni anche forti durante la nottata. Temperature minime fino a 5 gradi, massime sui 10-13 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, giornata perturbata anche qui con piogge un po' dappertutto, vedete anche intense, deboli nevicate sulle Alpi.
Temperature minime intorno allo 0, meno 3 gradi, massime invece fino ai 5 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Il talento è scintilla, il genio, fiamma.